Siamo a Vino VIP Cortina, siamo ormai alle ultime battute finali, siamo qui a Lettofane e naturalmente questo Vino VIP si fondava sul vino ovviamente, ma c'è un grande lavoro di servizio alle spalle che l'AIS Veneto ha in qualche modo assolto, anzi direi in modo eccellente. Sì, il lavoro è sempre tanto, diciamo in questa biennale, quest'anno forse è l'anno diciamo, dove abbiamo utilizzato meno sommelier perché essendo la manifestazione su 2 giorni invece che su 3 come al solito, quindi qualche sommelier in meno c'è stato, ma il lavoro è stato veramente Anche tanto. Perché i ritmi sono veramente Forsennati io direi, sì, stato... veramente forsennati perché anche dal punto di vista logistico, come lei può ben vedere, ecco, passiamo da una montagna all'altra nel giro di poche ore, quindi così basta dimenticare una sputtacchiera e dimenticare una glassette o una bottiglia di vino, perdi 2 ore per andarla a prendere, voglio dire, ecco. Quindi è un lavoro duro dal punto di vista fisico e anche dal punto di vista mentale, anche perché la preparazione dei vini è molto lunga, sono molti vini. E direi anche atmosferico perché ieri sera avete lottato contro un tempo che... Atmosferico perché le condizioni climatiche in montagna a volte sono proibitive, bisogna avere la fortuna di far entrare la manifestazione in un lasso di tempo in cui la fortuna, qui è anche la bravura di prevedere anche scenari diversi. Ma no, beh certo, questo devi prevederlo già prima, quindi magari spostare i vini da una terrazza all'interno o viceversa, chiaramente guardando le condizioni meteo. Sì. Allora, cosa dici? Lo promuoviamo? Siamo con il responsabile regionale, quindi da lui ci aspettiamo una parola. Sì, diciamo che comunque con Ivan che collabora qui e opera nel territorio è comunque una garanzia anche perché conosce benissimo le location per cui sa organizzarsi e insomma massima fiducia al nostro amico Ivan. Un bel 10 allora. Grazie mille e speriamo di rinnovarci ogni 2 anni nella stessa maniera e sempre con lo stesso spirito.